l'anno giudiziario 2015 della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Veneto. L'udienza è aperta. L'anno giudiziario della Corte dei Conti regionale ha preso il via, 12 mesi che si annunciano intensi e profondamente segnati dallo tsunami dell'inchiesta Mose che il 4 giugno scorso ha sconvolto il sistema veneto. La vicenda Mose e le altre che ne sono seguite hanno disvelato un territorio aggredito dal malaffare attraverso un sistema corruttivo endemico finalizzato ad influenzare indistintamente ad ogni livello i vertici e i responsabili delle procedure per evitare intoppi, ritardi, ripensamenti e revisioni critiche. Un sistema endemico ad oltre 20 anni da Tangentopoli e dall'avvio dei lavori della costruzione delle dighe mobili, un'opera guardata da tutto il mondo. Sul Mose la magistratura contabile sta avviando le indagini per recuperare il più possibile le casse dello Stato, dopo i patteggiamenti sul fronte del danno all'immagine a titolo di risarcimento da parte di funzionari pubblici corrotti, per poi passare al pagamento delle tangenti che hanno gravato le casse della pubblica amministrazione. La partenza è concreta, gli accertamenti fiscali della Guardia di Finanza con una spada di Damocle. C'è un problema di prescrizione che è molto breve, sempre voluto dal legislatore, probabilmente nell'intento di limitare certi danni. Un filone di lavoro enorme, con mezzi limitati, hanno spiegato i magistrati della Corte dei Conti. Nel 2014 quasi 9.000 i procedimenti, tra quelli ereditati e quelli avviati, oltre 3 milioni di euro i fondi recuperati alle casse dello Stato da sentenze eseguite, 12 milioni di euro i fondi richiesti come risarcimento per danno erariale. Tutto questo in una situazione di emergenza perenne, come ha sottolineato il Presidente Guido Carlino, e con un organico in sofferenza con soli 4 magistrati operativi.